Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 27 marzo. Allora, la situazione dell'amministrazione comunale di centrodestra è sinceramente in una situazione molto difficile, molto combattuta e ieri il sindaco Ormelà è uscito con un comunicato che abbiamo pubblicato pari pari su Chiusa Azzurra, in cui elenca tutta una serie di critiche, attacchi ai Fratelli d'Italia, in particolare al segretario Matteo Penso, e in pratica dice subito all'inizio che finisce l'intesa politica con Fratelli d'Italia a Chioggia e spiega tutta una serie di cose e poi conclude. Abbiamo pubblicato il comunicato pari pari su Chiusa Azzurra ieri e quindi vi invito a leggerlo. Sto solo sintetizzando per essere più veloci, per fare un video più corto, e dice: per questo apriamo un confronto con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale e che abbiano a cuore la propria città. Ecco, allora, durante l'ultimo Consiglio Comunale le minoranze sono uscite tutte, quelle che erano presenti, tranne Marco Veronese che era assente e a casa in convalescenza, ha avuto un intervento abbastanza importante, e queste persone sono il PD, Obiettivo Chioggia, anche la Maria Rosa Bosco della lista civica, energia civica, scusate, confondo a volte, in cui hanno detto che peste e corna dell'amministrazione e sono contro in pratica. Allora, francamente, io non credo che il sindaco sia andato in consiglio comunale senza avere la certezza di avere i numeri, non credo che abbia fatto questo, credo che avesse già abbia già degli accordi con qualcuno. Che ce l'abbia con Energia Cinica, e la quale dice che peste e corna, però dopo bisogna vedere cosa avrà in consiglio. Voglio ricordare che a volte basta non essere presenti, non occorre votare a favore o contro, basta essere assenti e già manca un voto e già le cose possono passare. Detto questo, poi c'è l'aspetto di Marco Veronese. Ribadisco che è un amico, una persona che ho una grande stima, lo ha dimostrato, ha fatto benissimo il vice sindaco durante l'amministrazione Ferro, e che però se entra in giunta, perché io so che Marco è disponibile ma se entra in giunta, bisogna vedere chi il primo degli eletti, mi dicono che è una donna, e pare che sia favorevole all'amministrazione, sia favorevole a dare fiducia al sindaco. Quindi c'è tutta una serie di, diciamo, di posizioni che andremo a vedere, diciamo, nei prossimi giorni. Tra l'altro c'è anche la posizione di quelli di Fratelli d'Italia, in particolare la Annot e il Claudio Bullo. L'Annot, lo diciamo senza nessuna malizia, è fidanzata con il presidente di SST, scusate, dell'IPAB Ferraino, e esce regolarmente come famiglie con il sindaco Mauro Morelli per rispettive mogli, e quindi c'è un rapporto che va al di là, diciamo, dell'aspetto politico, c'è un aspetto proprio di amicizia, quindi la Katia appoggerà comunque l'amministrazione Armelao. Bisogna vedere cosa succederà per quanto riguarda il vice sindaco Elena Zennaro e diciamo Claudio Bullo, e bisogna vedere se Fratelli d'Italia a livello provinciale e regionale con questa ultima uscita del sindaco continuerà ad appoggiare, quindi bisogna vedere se chi rimarrà dei Fratelli d'Italia rimarrà come Fratelli d'Italia oppure o si dimette da Fratelli d'Italia oppure verrà espulso. Questo è un punto di domanda che verremo a sapere nei prossimi giorni. Mi limito a questo, concludo dicendo: il sindaco aveva detto in un precedente consiglio comunale che si trattava, non era una crisi ma un problema di rapporti personali. Io al discorso che è un problema di rapporti personali non ci credo assolutamente, e qui mi fermo per il momento. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%.
Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Non è da neppure un mese che è terminato il lavoro di restauro del basamento dello Stendardo, che per un periodo è stato circondato da orride transenne stradali. Seppur ci si lamentava per il loro aspetto poco consono a un centro storico, erano state posizionate a protezione degli scalini del monumento, massacrati da passaggi di mezzi, auto, furgoni, che a quanto pare non sempre badano a quello che incontrano nel loro cammino. La struttura è appena stata riqualificata, sarebbe stato un peccato che fosse stata subito danneggiata. Le transenne sono state tolte non appena sono arrivate le colonnine in tema con quelle messe attorno alla colonna di Vigo, protetta anch'essa prima dalle orride transenne e poi da orridi piloni. Carine invece le colonnine adatte a un centro storico che dovrebbero sostenere un cordone ad ulteriore protezione dei monumenti, che sembra previsto ma che deve ancora arrivare. Una delle colonnine ieri è stata tranciata di netto, dicono da un camioncino in retromarcia. Visto che il suo compito era proteggere gli antichi scalini di marmo, probabilmente lo ha svolto degnamente a rischio della sua stessa incolumità. Il conducente non si è accorto di nulla, o se ne è accorto ha fatto finta di nulla. Speriamo di essere smentiti e che ci arrivi comunicazione che si è autodenunciato per pagare il danno. Il luogo, vista anche la sua importanza, dovrebbe essere videosorvegliato e quindi dovrebbe essere possibile visionare i filmati e risalire a chi ha sbagliato manovra. Non si tratta solo di risalire al colpevole per far pagare un danno che altrimenti cadrebbe alla collettività, ma di dare dimostrazione che Chioggia non è un posto dove tutto si può fare, tanto non ci sono controlli e va tutto in fanteria. Si deve fare un cambio di passo, dimostrare che Chioggia è una città attenta, che ha cura delle sue cose e non vuole che vadano danneggiate senza che qualcuno paghi. Il controllo, anche per le piccole cose, diventa un deterrente. Sapere che c'è chi lo esercita collabora nel mantenere ordine e rispetto. Dobbiamo far finta di niente anche stavolta? Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Emilio Veronese, un nostro concittadino di Chioggia, ha attraversato un percorso di vita straordinario. Dopo aver iniziato da giovane come pescatore nella marineria clodiense, si è successivamente dedicato al diporto, accumulando una significativa esperienza pluriennale sotto la guida del mitico navigatore Luigi Nava e di sua moglie Irene Moretti. Negli anni successivi Emilio ha solcato i mari del mondo a bordo di imbarcazioni a vela sempre più grandi, facendo numerose attraversate verso le Americhe, i Caraibi, l'Indonesia, l'Australia e molte altre destinazioni. Con il crescere della sua esperienza come comandante di nave, ricordiamo anche grazie al purtroppo scomparso Luigi Nava, ma ovviamente anche grazie alle sue doti personali, Emilio ha iniziato a guidare navi da diporto senza mai, nota bene, senza mai dover presentare un curriculum vitae. Ogni opportunità è giunta grazie al passaparola di persone che lo avevano conosciuto e avevano apprezzato il suo lavoro e le sue capacità di skipper. L'ultimo traguardo, oggi il nostro concittadino ha 59 anni, ma certamente l'ultimo traguardo, certamente non il meno importante e non sarà neanche di sicuro l'ultimo, è stata l'assegnazione del comando dell'ammiraglia della Custom Line, un mega yacht varato di recentissimo e di 140 piedi e circa 43 metri, che è stato appunto varato a Ancona e il 10 maggio partirà per il suo viaggio inaugurale e parteciperà al Salone Nautico di Montecarlo per poi proseguire con una serie di tappe
negli Stati Uniti e in America del Sud. Non vi nascondiamo la grande ammirazione che abbiamo per questa persona, perché abbiamo avuto modo di conoscerlo in alcuni flash della sua vita, in particolare con l'amico Luigi Nava, che abbiamo sempre nel cuore. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il premio ricevuto dalla scuola primaria Caccin nel concorso regionale tutela del patrimonio veneto è dovuto a un importante percorso che il Plesso ha svolto in collaborazione con il Palio della Marcigliana, con artigiani, associazioni culturali del territorio e con i genitori degli alunni. 300 quelli coinvolti nel progetto, che vede anche la collaborazione delle contrade di San Giacomo e San Martino, oltre a tutti i partecipanti al palio. Scopo del progetto: sensibilizzare le nuove generazioni verso il patrimonio culturale del nostro territorio, focalizzandosi sul Palio della Marcigliana e conoscendo, immergendosi in esso, la storia, la lingua, le danze, le musiche, i mestieri e la falconeria. Il clou di questo percorso è stato la scorsa primavera, con la festa che si è tenuta il 25 maggio, quando nel cortile della scuola si è ricostruito un villaggio medievale in cui tutti i bambini sono stati protagonisti. I bambini sono stati poi invitati proprio a partecipare al palio, diventando figuranti per un giorno. Il premio che si è aggiudicata la primaria Caccin riguarda l'ambito 3 e quindi la valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto riguardante la sfera storica. Il progetto Scuola di Marcigliana ha coinvolto tutta la scuola primaria e anche la scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Chioggia 5. È un lavoro che parte da lontano, è un lavoro fatto di sinergie con il territorio, con gli artigiani, con i commercianti, anche con l'aiuto di tanti dei nostri genitori. I bambini sono stati veramente coinvolti per tantissimo tempo in tutte quelle attività con una origine storica legata sì al Palio della Marcigliana, che poi si tiene a giugno, nel mese di giugno in centro a Chioggia, ma soprattutto con una riscoperta di valori, di tradizioni, di giochi antichi, di antichi lavori o anche quasi diciamo passatempi che poi diventavano lavori, come l'arte del tombolo o anche il fare le vele. Quindi è un affresco, è stato veramente un affresco molto disteso sia nei tempi per la ricostruzione sia nella poi reale realizzazione, che ha lasciato però e che lascerà in questi bambini, nei genitori che ci hanno aiutato, nei docenti e in tutto il personale un grande ricordo, ma anche una base di partenza per continuare ad approfondire questo percorso di riscoperta storica che poi sottende a un grande amore per questa città, per le nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra cultura. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 27 marzo, è la nuova farmacia Sottomarina in via San Marco, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%.
Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.